Terza corsa, ritirato Attila, 1 Zigzago P, 2 Tomorrow ZS, 4 Pensiero Adri, 5 Uragano Spritz, 6 Aquila Notte Sain, seconda linea Alleluia LZ, Zolabad, Arrow WF, Zea, Unico Giasheba e Tomos Daghi. Favori in chiusura per Tomorrow ZS numero 2, Cosimo Cangeloso in sediolo, macchina che accelera e stacca con l'errore proprio di Tomorrow ZS, 4, mentre si avvantaggia all'esterno Uragano Spritz. Numero 2 Tomorrow ZS squalificato. Confronti di Zigzago P. Uragano Spritz su Zigzago P dopo i primi 200 metri di gara completati in 15,2. Più indietro dovrebbe essere Alleluia LZ in terza posizione, poi Arrow WF, via via tutti gli altri con la progressione decisa di Tomos Daghi dopo 400 metri in 38. Tomos Daghi arriva a ridosso di Zigzago P, che ha sempre in schiena Alleluia LZ. Intanto se ne vanno anche i 600 metri iniziali completati in 46,7 davanti alle tribune. Continua a guidare Uragano Spritz, seconda posizione per Zigzago P. Percorsie esterne Tomos Daghi con in schiena Zolabad, poi Alleluia LZ, al largo c'è anche Unico Giasheba che si trascina Aquila Notte Sa. 1-2-2, passaggio agli 800, 15,5 la frazione davanti alle tribune. Ora si affronta la curva che porterà a completamento del chilometro. Posizioni sostanzialmente invariate. Continua a guidare Uragano Spritz. Tomos Daghi si impegna all'esterno, lungo la corda e invece Zigzago P, poi Zolabad, Alleluia LZ e via via tutti gli altri. Cavalli a 400 metri dalla conclusione, frazione ora in 14,4, sensibilmente aumentato il ritmo il leader, ma ora c'è lo scatto di Zigzago P che trova la destra libera e va sul leader. A 300 dalla conclusione lo appariglia, insiste Zigzago P su Uragano Spritz, completamento della piegata con Uragano che cerca di ripartire. Zigzago P insiste però al suo esterno, attacca con decisione, Uragano si difende, Zigzag insiste, Uragano è in grado però di controllare fin sul palo tutti i tentativi di Zigzago P, mentre al terzo chiude Arrow WF. 1:16,3 il ragguaglio conclusivo, la vittoria per Uragano Spritz, Salvatore Valentino in salchi e al training. Rivediamo le battute conclusive. Bel primo piano per Uragano Spritz che torna così al successo, tiene a bada Zigzag OP che deve accontentarsi del secondo posto, mentre più indietro al terzo, vediamo le immagini, ci mostrano appunto il numero 9 di Arrow WF che conquista la terza piazza.